Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale con tentativo di Butte di andare a condurre nei confronti di Today Winner Font. Si presenta presto Turbine LP che va all'attacco di Butte, li impegna sulla curva. Butte e Turbine LP alle prese al completamento della piegata e 200 iniziali svelti. 14-8 si accoda Turbine LP perché Butte intende correre al comando e quindi in terza posizione Today Winner Font, gli altri numero 10 Annie Pan squalificato. La squalifica intanto per Annie Pan, mentre in quarta posizione c'è Brufen Oil che precede Belba Baggins. Completamento in 29-8 del quarto iniziale, sempre leader Butte nei confronti di Turbine LP, la terza posizione alla corda per Today Winner Font, poi Brufen Oil, ancora Belba Baggins, Blanca Cash. Gruppo chiuso da Ulder Nord Fro, intanto gli 800 iniziali se ne vanno in 1, 2 e 7. Con situazione tattica invariata, sono tutti in fila indiana alle spalle di Butte e se ne va così il chilometro iniziale. Butte in vantaggio nei confronti di Turbine LP1, 19,5 intanto il chilometro. E all'esterno il primo a muovere Belba Baggins che va a 800 dalla conclusione ad avvicinare i primi, trascinandosi Blanca Cash e Zar Parlante. Anche Area Pink cerca di progredire, l'unica rimasta delle due penalizzate vista la squalifica per Annie Pan. Intanto 600 alla conclusione, guida Butte nei confronti di Turbine LP, all'esterno Belba Baggins. In terza posizione alla corda rimane Today Winner Font. Intanto cavalli a 400 dalla conclusione con Butte che non si lascia avvicinare per il momento e accelera. Seconda posizione per Turbine LP, all'esterno è sempre Belba Baggins che si trascina Blanca Cash lungo la corda Today Winner Font. Completamento della piegata, allungato decisamente Butte. Ultimi 100 metri di gara con Butte che guadagna terreno sugli avversari, la lotta è solo per la miglior piazza, vince facile Butte e per il secondo posto Today Winner Font buca all'interno. Turbine LP 1,18,6, la vittoria in percorso di testa di Butte. Sediolo Daniele Culini che viene a vincere in modo davvero molto netto. Rivediamo le fasi finali. Daniele Cuglini con Butte in salchi al training per conto della scuderia Radicata.